a Villa Simius, a perdere la vita un istruttore sub trevigiano di 55 anni colto da un malore, era in vacanza con la famiglia. Violenta lite in una casa a Treviso, un pregiudicato centroafricano ha gettato olio bollente in faccia ad un connazionale, la vittima in fin di vita, l'uomo arrestato per tentato omicidio. Il presidente Zaia ha firmato la nuova ordinanza da domani al 31 agosto, tamponi a tappeto in aeroporto e porti, mentre in fiamma il dibattito sul Green Pass per andare al bar o salire sul bus. Sospesa con effetto immediato una dipendente dell'ULSS 2 per aver pubblicato sui social esternazioni contro le vaccinazioni. Calati nel 2020 i redditi dei 40 trevigiani, in crescita quelli dei pensionati. I numeri delle dichiarazioni dei redditi stilate dal CAF e CGIL confermano le preoccupazioni già avanzate dal sindacato. Una donna di 73 anni è morta questa mattina fuori dall'ufficio postale di Santabona, si è cacciata a terra per un malore improvviso sotto lo sguardo dei passanti. Preghiera contro l'autonomia, mentre dalla Curia continua il silenzio stampa, i parroci cercano di stemperare la polemica con la Lega, invece di autonomismo si doveva scrivere egoismo. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque lo avete sentito dai titoli, in primo piano la cronaca, un sub trevigiano è morto in Sardegna durante un'immersione a Stroncarlo, un malore, immediata la richiesta di aiuto ma ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano. Colpito da un malore durante un'immersione, un istruttore di sub trevigiano di 55 anni, Fabio Pavan, ha perso la vita oggi in Sardegna, dove si trovava in vacanza con la famiglia. Insieme ad altre 8 persone era partito con un'imbarcazione di un diving di Villa Simius, destinazione la zona di Torre delle Stelle, località molto conosciuta e frequentata della costa sudorientale dell'isola. Al largo il gruppetto doveva immergersi per raggiungere un relitto, l'Isonzo, tra i 40 e i 50 metri di profondità, un genere di immersione in cui Pavan aveva già esperienza. Raggiunto il punto in cui si trova il relitto, si sono tuffati in acqua. Non è chiaro se il 55enne sia stato colpito dal malore, che si è poi rivelato fatale, in discesa o in risalita. I sub che gli erano più vicini si sono accorti che stava male, lo hanno subito soccorso, riportandolo in superficie, mentre dalla barca è partita la richiesta di aiuto al 118. Le prime manovre per rianimare Pavan sono state eseguite a bordo, quindi sul posto sono arrivati 2 mezzi della Capitaneria di Porto di Cagliari e l'elisoccorso del SUEM, ma il sub, che avrebbe compiuto 56 anni il prossimo 18 agosto, non si è più ripreso. Sul posto per le indagini anche i carabinieri. Aggredito in casa con l'olio bollente, lite furibonda a Treviso tra 2 cittadini centroafricani, l'aggressore arrestato per tentato omicidio. Ha gettato dell'olio bollente in pieno volto ad un conoscente, accaduto a Treviso in via Borgofuro, una lite violenta fra 2 centroafricani. Si trovavano all'interno di una casa con altre 2 persone. È stato uno scatto estremamente violento, queste persone erano riunite in un'abitazione, c'erano delle discussioni, a un certo punto la discussione è degenerata, quindi questa persona ha preso di mira un suo connazionale, l'ha colpito violentemente, prima con dell'olio bollente. L'aggressore, pluripregiudicato e in Italia senza permesso di soggiorno, ha continuato a colpire il 26enne ripetutamente al capo con la padella utilizzata poco prima. La vittima si è accasciata a terra, ma la furia dell'uomo non si è placata fino a quando ha abbandonato l'abitazione ed è fuggito. Si è rifugiato da un connazionale poco distante dal luogo dell'aggressione. Immediato l'intervento delle volanti, degli uomini della squadra mobile e della scientifica. C'è stato l'immediato anche rintraccio dell'aggressore che ha cercato di fuggire e di mettersi al sicuro, ma insomma, questo tentativo è stato immediatamente troncato ed è stata assicurata la giustizia. Prima di essere bloccato l'uomo si è scagliato anche contro i poliziotti, che sono riusciti comunque a immobilizzarlo e portarlo in questura. Grave la vittima, ricoverata in ospedale con ustioni sul 30% del corpo. La vittima sta in condizioni abbastanza serie e quindi è ricoverata in un reparto di grandi ustionati, rischia la vita, per cui l'aggressore è accusato al momento di tentato omicidio. Oltre che di lesioni, poi hanno anche provato a resistere agli agenti delle volanti e quindi resistenza al pubblico ufficiale. Altre 2 persone, tra cui la proprietaria della casa, una cittadina italiana, sono state portate in ospedale per essere medicate. Entrambe sono state raggiunte dagli schizzi di olio bollente. Nel corso dell'operazione la polizia ha trovato e sequestrato un piccolo quantitativo di stupefacente.
E sempre per violente aggressioni sono finiti nei guai altri 2 soggetti. Il primo denunciato, il secondo arrestato dai carabinieri, fatti contestati tra Segusino e Montebelluna. È stato individuato dai carabinieri della stazione di Valdobbiadene il responsabile del ferimento lo scorso 3 luglio a Segusino di un 24enne del posto, raggiunto al collo con una lama al culmine di una lite nei pressi di un bar. Si tratta di un 58enne di origini marocchine che quella sera intorno a mezzanotte aveva avuto da ridire con il ragazzo. La lite è nata per futili motivi, degenerando nel momento in cui l'aggressore ha prima tirato addosso alla vittima il contenuto di un bicchiere che aveva in mano e successivamente ferendolo al collo con il coltello. A separarli erano stati gli altri avventori. Il giovane, al pronto soccorso di Montebelluna, aveva rimediato una prognosi di una decina di giorni, mentre il 58enne si era subito allontanato dal luogo dell'accoltellamento. Le immediate indagini hanno permesso di identificarlo grazie alle testimonianze dei presenti, nonché al ritrovamento del coltello utilizzato e dei capi di abbigliamento che aveva al momento del fatto. Arrestato in flagranza invece dai carabinieri di Montebelluna con le accuse di rapina e tentata rapina aggravata, un altro magrebino di 34 anni, ieri mattina alle 6:30, non lontano dalla stazione delle Corriere, evidentemente alterato, aveva cercato di sottrarre 50 euro a un connazionale di 33 anni, sferrandogli un pugno in faccia. Stessa scena poco dopo, dentro alla stazione, con un 41enne italiano a cui l'uomo addirittura ha rotto il naso. Ne avrà per un mese. Il responsabile delle 2 aggressioni si trova ora rinchiuso in carcere a Santabona. Firmata la nuova ordinanza Zaia, da domani al 31 agosto, tamponi a tappeto in porti e aeroporti, mentre infiamma il dibattito sul Green Pass per andare al bar o salire nel bus. Annunciata domenica, la stretta è già realtà. D'altronde il virus non aspetta e l'andamento del contagio a livello internazionale è in continua e rapida ascesa. 238 i nuovi casi in Veneto nelle 24 ore, con Verona che resta maglia nera. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha così firmato l'ordinanza che va a intensificare il monitoraggio attraverso tamponi a tappeto nei punti caldi di quest'estate 2021, aeroporti e porti innanzitutto, e questo con validità immediata dal 20 luglio al 31 agosto. Attività prudenziale la definisce lo stesso Zaia, che riguarda in particolar modo chi arriva dai paesi già segnalati dal Centro Europeo di Prevenzione, le CDC, ovvero Regno Unito, Malta, Spagna, Grecia, Slovenia, Croazia, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Cipro, Lussemburgo, Romania e Bulgaria. Chi arriva quindi da questi paesi e non è vaccinato ha l'obbligo entro le 24 ore di effettuare un tampone. Chi è munito di Green Pass lo può fare su base volontaria. L'obbligo è ancora più stringente per gli operatori sanitari di rientro dalle ferie nel caso di soggiorni superiori ai 3 giorni, indipendentemente dalla provenienza. Così l'ordinanza di Zaia, fatta, dice lo stesso governatore, per evitare sorprese nelle ore in cui il dibattito nazionale e locale è monopolizzato dall'obbligatorietà del Green Pass anche per bar, ristoranti, cinema, palestre, eventi in generale e mezzi pubblici. Qui a dividersi sono le stesse categorie. Confturismo e albergatori sono per il sì, non ci stanno i ristoratori che annunciano una nuova stagione di mobilitazione. All'ennesimo attacco alla categoria fatto più per cercare un capro espiatorio piuttosto che per andare a dare una colpa a chi effettivamente sta sbagliando. Noi abbiamo delle norme molto ferree da dover seguire, le stiamo seguendo, siamo riusciti a ripartire, i contagi non stanno ricominciando o comunque non per colpa nostra, quindi non ha senso di nuovo accanirsi sulle nostre categorie. In attesa della cabina di regia convocata per martedì, l'assessore regionale Roberto Marcato spera nel buon senso del governo, sia il Green Pass per i grandi eventi, no a bar e ristoranti. Certo, afferma, serve un parere definitivo del mondo scientifico. Io mi auguro che ci sia innanzitutto chiarezza da parte del CTS, del mondo della scienza, perché noi abbiamo l'obbligo di prendere decisioni politico-amministrative che poi si riverberano inevitabilmente nella quotidianità di ognuno di noi, però abbiamo il dovere di farlo anche sulla scorta di indicazioni precise del mondo della scienza. Ed è proprio sul Green Pass il sondaggio che vogliamo proporvi oggi. Green Pass per bar e ristoranti è giusto? Se voi siete d'accordo, componete lo 0422 1626 691, se invece non siete d'accordo lo 0422 1626 690. Durante la nostra trasmissione in prima serata Ring, l'esito di questo sondaggio.
E continua la battaglia della direzione generale dell'ULSS 2 contro i dipendenti Novax, mentre stanno per partire le lettere, circa 200 ai sanitari che non si sono vaccinati dal lunedì sera. Sarà sospesa con effetto immediato la dipendente che ha pubblicato sui social le sue esternazioni contro le vaccinazioni. Non c'è spazio per i Novax tra le fila dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Un inflessibile Francesco Benazzi l'ha dimostrato anche questa mattina, annunciando una sospensione immediata. Sospenderemo, immagino, questa settimana una nostra dipendente che è uscita con un video Novax, chiaramente. Fatali le frasi pronunciate dalla donna e pubblicate su Facebook. Lei ha un incontro, ha sostanzialmente detto la sua posizione Novax, ha detto che insomma, è tutta una falsità, ha un nome e cognome, per cui noi a questo punto ne prendiamo atto. Pugno di ferro quindi per la dipendente, come per altri 200 sanitari se non si vaccineranno entro i prossimi 5 giorni. Un direttore generale che non dimentica chi ha attaccato e attacca l'operato dell'ULSS sui social. Se noi abbiamo nomi e cognomi e riusciamo a farlo, esistono le querele, noi le facciamo volentieri, non ci tiriamo indietro. Ecco. Nel frattempo arriva un dato importante sulle vaccinazioni. Con ieri sera abbiamo raggiunto il 50% della copertura over 12 con le seconde dosi, quindi cioè abbiamo fatto 397.061 cicli completi. Poi c'è la situazione ricoverati che seppur di poco stanno aumentando. Abbiamo all'interno ricoverato un Novax dichiarato di 52 anni che è in terapia intensiva. Abbiamo anche un nuovo arrivo, un ragazzo rispetto a me, un ragazzo di 39 anni, arrivato oggi, però è un po' questo non è un Novax, è uno che vuole vaccinarsi. Ora si trova in terapia intensiva come il 71enne giunto giorni fa. Agli infettivi invece gli altri 2 ricoverati, una donna di 60 anni e un 28enne, tutti non vaccinati. La preoccupazione del direttore riguarda i nuovi vaccinati. Qual è la fascia d'età che la impensierisce di più? Beh, chiaramente quella che va dai 12 ai 29 anni oggi, perché sono quelli un po' più restii a vaccinarsi, e poi qualche over 60, persone quindi più a rischio che adesso stiamo chiamando, mi auguro rispondano all'appello, perché come dire sono le persone che effettivamente nel momento in cui non si vaccinano possono essere candidate al ricovero ospedaliero. Calano i redditi dei quarantenni trevigiani, in particolare delle donne, crescono quelli dei pensionati over 60. I numeri delle dichiarazioni dei redditi stilati al 30 giugno dal CAF CGIL di Treviso confermano le preoccupazioni già avanzate dal sindacato. Sentiamo. I dati che emergono dai modelli 7 e 30 stilati dal CAF CGIL di Treviso confermano la tendenza preoccupante già anticipata dal sindacato. Redditi in calo, soprattutto per la fascia intermedia, quella dei quarantenni, colpita duramente nel 2020 dagli stop imposti dalla pandemia. Una prima analisi che abbiamo fatto con dati parziali naturalmente al 30 giugno ci fotografa esattamente la situazione che avevamo ipotizzato, ossia proprio un calo di quelli che sono i redditi medi, andando a colpire principalmente la fascia di giovani e quindi insomma i quarantenni tutto sommato, che purtroppo hanno visto una decurtazione del reddito insomma abbastanza importante vista la situazione del 2020, che appunto ha visto molti lavoratori purtroppo dover rimanere in cassa integrazione, quindi con una riduzione forte del reddito familiare. Esaminate 48.150 dichiarazioni presentate al 30 giugno. Rispetto al 2019 sono 6.865 in meno, il 2,33%, i contribuenti che superano i 25.000 euro annui. Aumentano quindi i trevigiani sotto questa soglia, oltre 35.000, che stando ai modelli stilati dal CAF sono il 73% del totale. Reggono i redditi degli over 60, i pensionati. Quelli appunto penalizzati sono indubbiamente i più giovani, questo sicuramente. Ecco perché molti hanno utilizzato bonus alternativi come il reddito di emergenza, reddito di cittadinanza. Abbiamo visto un afflusso notevole di cittadini ai nostri sportelli per richiedere magari per la prima volta l'ISEE, proprio per poter ottenere dei sussidi e benefici ad integrazione dal reddito. Quasi 8.500 i trevigiani sotto i 10.000 euro di reddito, l'1% in più rispetto all'anno prima.
prima. Dati preoccupanti per la CGIL e i CAF, che a livello veneto stimano in media al 2,5% la perdita di reddito per i lavoratori nella regione. Quello che chiediamo è sicuramente una maggiore attenzione a una rivisitazione generale del sistema fiscale e di poter, dare dei sussidi concreti a tutte le famiglie e ai lavoratori. Continuiamo con la cronaca. Una donna di 73 anni ha perso la vita questa mattina fuori dall'ufficio postale di Santa Bona a Treviso. Erano quasi le 9 quando Patrizia Michelini, residente nel quartiere, si è accasciata a terra per un malore improvviso, molto probabilmente un infarto. Subito soccorsa dai passanti che l'avevano vista finire a terra. Per lei non c'è stato nulla da fare. Il personale del SUEM 118 è intervenuto sul posto. Pochi minuti più tardi ne ha potuto solo constatare il decesso. E continua invece a far discutere la preghiera contro l'autonomia presente nel foglietto della messa di domenica scorsa, mentre la Curia continua a non prendere ufficialmente posizione. È la politica che insiste nel contestare il capoverso dell'orazione. L'autonomia non ha nulla di negativo, ha solo il pregio di rafforzare, di aiutare a diventare tutti indipendenti nelle proprie scelte, ma soprattutto responsabili delle proprie scelte. Mentre continua a non esserci alcuna presa di posizione ufficiale della Curia trevigiana sulla preghiera contro l'autonomia, è la politica a tenere la scena sull'argomento. Dopo il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Riccardo Barbisani e l'assessore Silvia Nizzetto a criticare il capoverso della preghiera dei fedeli e quel "i popoli della terra non cedano alla tentazione dell'autonomismo e dei piccoli interessi locali". E sono i termini autonomismo vicino a locali che ha subito fatto scattare l'alzata di scudi non solo della politica ma dei 2.273.985 veneti che hanno votato il referendum il 22 ottobre del 2017. Un versetto della preghiera dei fedeli distribuita in tutte le parrocchie domenica scorsa che ha suscitato perplessità in tanti sacerdoti, tutti concordi che sia stata la scrittura sbagliata di un concetto giusto. Perché sottolineano i parroci, quell'autonomismo è l'egoismo di chi vede solo se stesso, i piccoli interessi locali sono quelli della visione miope di chi vede solo il proprio ombelico. L'autonomia è tutt'altra cosa, concludono i religiosi, perché è legata all'autogestione e quindi alla crescita sia del singolo che delle comunità, anche nella solidarietà tra popoli. E tra loro c'è chi ricorda una presa di posizione ai nostri microfoni proprio in tal senso di Monsignor Michele Tomasi nel primo Natale da vescovo di Treviso. L'autonomia significa che le decisioni vengono prese quanto più vicine alle persone che sono interessate da queste decisioni. È bene, deve essere così. Non posso decidere a decine di migliaia di chilometri il destino del mio e della mia famiglia, ma siamo anche legati da vincoli di solidarietà con altre parti, con tutto il resto almeno del territorio nazionale, dell'Europa, e poi abitiamo una casa comune nel mondo. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, ora siamo alla politica e amministrativa in vista delle elezioni comunali che al momento non si sa ancora quando si terranno. Mercoledì a Cordignano, dopo l'ex sindaco, anche l'attuale primo cittadino Alessandro Bizz ufficializzerà la corsa per il secondo mandato, 2 leghisti per un posto da sindaco dunque, ma a quanto pare senza logo della Lega. Una poltrona per 2 è quella da sindaco di Cordignano per 2 candidati dello stesso partito, che poi è la Lega, che salomonicamente, per voce del commissario provinciale, ha deciso di agire così. La Lega, come spesso succede nei comuni sotto i 15.000 abitanti, non compare con il simbolo. Ci saranno 2 civiche, c'è un militante della Lega che è Roberto Campagna e Bizz che è un sostenitore da qualche anno tesserato. Risultato, secondo il commissario, di maretta politica tra la base e l'attuale primo cittadino. Che è una situazione in cui il sindaco uscente ha deciso di comunque correre, dall'altra parte noi abbiamo comunque l'espressione della sezione dei militanti e Roberto Campagna che comunque ha governato per 2 lustri la città di Cordignano, per cui ognuno farà la sua corsa. Voci interne però racconterebbero del primo atto evidente di spaccature tra correnti leghiste, con Campagna sostenuto dai leghisti storici rappresentati dall'ex segretario ora europarlamentare Gian Antonio D'Arè e Bizz convinto a correre per il secondo mandato forte del sostegno della segreteria regionale del giovane padovano Alberto Stefano.
Stefani. Per il commissario Bofi invece la questione non negoziabile è solo e esclusivamente personale. A volte magari le incompatibilità personali prevalgono e quindi non sempre ci si riesce. Ci siamo riusciti dappertutto finora. Comunque vedremo, la data del voto è ancora lontana, diciamo, ottobre si vota, quindi ci sono ancora molti mesi davanti. Come diciamo dalle nostre parti, che se PD che Uganeghe. Che se PD che Luganeghe. 3 nuovi alberi a Ponte di Piave a ricordo di 3 caduti della Grande Guerra. Questo in onore di Menegaldo, che ha dato la sua vita per questa terra. Giacomo, non so solo i nomi perché sono tutti colleghi e hanno dato la loro vita. Angelo. Menegaldo, Giacomo, Angelo, 3 caduti della Grande Guerra, a ricordo e memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita per difendere la patria. Li ha ricordati Natale Pacino, presidente nazionale di Assodipro, spiegando l'importanza della promozione di quei valori democratici e civici che ispirano le nostre attività. Un invito che l'amministrazione comunale di Ponte di Piave ha subito accolto. Ringrazio l'associazione Assodipro per aver pensato al nostro territorio e quindi aver deciso di piantumare questi 3 alberi che ricordano quelle persone che sono all'interno del monumento presente presso il municipio di Ponte di Piave e che ricordano quelle persone che sono scomparse durante la Prima Guerra Mondiale. Proprio qui, in questo luogo, che è un luogo che attualmente è il centro vaccinale, quindi una luce fuori dal tunnel per quanto riguarda la popolazione, alla presenza appunto della protezione civile e anche del personale sanitario. Gli aceri bianchi sono stati messi a dimora proprio presso gli impianti sportivi nell'area del Palasport Saranzanello, attuale sede del centro vaccinale. Un ringraziamento particolare ha dichiarato l'assessore all'ambiente Matteo Buso all'associazione La Marcandola per la presenza alla cerimonia di piantumazione nell'ottica di un progetto già avviato da tempo in collaborazione con l'amministrazione comunale e che vede i volontari impegnati in iniziative a tema ambientale. Ed ecco il momento clou, la piantumazione degli aceri donati dall'associazione Assodipro di Treviso. Tante vie del nostro paese sono intitolate a generali e ammiragli, ha dichiarato il presidente provinciale dell'Assodipro Salvatore Vinciguerra, ma molte poche, anzi quasi nessuna, è dedicata a soldati semplici, caporali o carabinieri, uomini e donne che persero la vita per fare in modo che noi e i nostri figli possiamo vivere oggi in un paese libero, democratico e moderno. Ed ora siamo arrivati alla nostra pagina da Belluno e provincia. In primo piano la cronaca, sono arrivati oggi in ospedale a Belluno gli ispettori inviati dalla regione per far piena luce sul decesso di Davide Bristot, morto a 18 anni nella notte tra martedì e mercoledì scorsi dopo essere stato visitato al pronto soccorso e poi dimesso. Il servizio ispettivo regionale ha effettuato una verifica sulle modalità di assistenza ricevute dal ragazzo al pronto soccorso del San Martino, effettuata anche l'autopsia, le cui risultanze sono state trasmesse agli inquirenti. E Feltre è in lutto. Dopo una breve malattia si è spento infatti a Trieste il dottor Flavio De Vetag, noto neurologo feltrino, già primario al Santa Maria del Prato e spiccata personalità nel mondo politico e culturale della città. È stato infatti consigliere comunale di Feltre, deputato al Parlamento negli anni 90 per la Lega e poi per Forza Italia, presidente del Lion Club Feltre Osta, ha inoltre guidato l'associazione del libro parlato, il libro professionista dopo il pensionamento a Feltre e a Trieste, alternativa da sua presenza fra le due città. Ed ora parliamo di Green Pass per il turismo nelle Dolomiti. Invocano una soluzione unitaria agli albergatori bellunesi, servono regole europee certe, altrimenti è il caos. Buone le prospettive per agosto. Il Green Pass non dovrebbe essere all'italiana, perché non capisco perché noi si debba sempre fare le cose diverse dagli altri, ma il Green Pass dovrebbe essere al momento all'europea, che tutta l'Europa, tutta l'Unione Europea dovrebbe dare un segno di unità ed unitarietà e dire in Europa le cose si fanno così, punto. Per un turismo internazionale nell'estate in cui gli stranieri tra le Dolomiti latitano, la risposta non può che essere europea, anche guardando il dibattito sul Green Pass per accedere a locali pubblici o partecipare a eventi. Questa è la convinzione degli albergatori bellunesi in una stagione partita sottotono sia a causa delle incertezze legate alla pandemia sia al maltempo con le vette innevate fino a giugno inoltrato. La questione, dice però il presidente della Federalberghi, è anche un'altra, più di marketing. Luglio sicuramente non ci
sarà il boom che ci fu lo scorso anno. Bisogna anche dire che l'anno scorso i media sono stati, permettetemi la battuta, amici della montagna, nel senso che giornali, TV, eccetera, l'anno scorso dicevano quest'anno sarà l'anno della montagna. Effettivamente anche su luglio fu così. Buona la sensazione su agosto. Certo, non basta un Ferragosto fatto bene per riprendersi, il turismo in montagna ha bisogno di qualcosa di più. Dobbiamo salvare questo settore che è strategico per il Veneto ma anche per l'Italia, e non si può pretendere che se io lavoro benissimo ad agosto si salvi una stagione intera, e questa è la problematica. Ma c'è anche il turismo a chilometri zero dei bellunesi, questa è l'estate dell'Ambioi Beach. C'è posto, insomma, c'è abbastanza posto per tutti, sia per bambini che vogliono giocare, sia per le persone che vogliono venire qui a studiare, a leggere, a prendere il sole, quindi poi con il fiume vicino è sempre bello, insomma è piacevole. Dopo Vaia che lo aveva devastato facendo esondare il Piave, dopo il Covid che lo ha svuotato, è tornato a rivivere il parco fluviale di Lambioi, da sempre luogo di pace e relax per tanti bellunesi. Rimessa in piedi dal comune anche grazie alle donazioni dei privati, l'area oggi può contare su un chiosco, dei punti barbecue, un parco giochi e un campo da beach volley, quanto basta per favorire il tanto decantato turismo di prossimità. Abbiamo riaperto quest'estate, sono tante le iniziative che troveranno spazio qui, in particolare ci sarà il cinema all'aperto tutta l'estate, tutti i mercoledì e i sabato di luglio e agosto ci saranno delle proiezioni in collaborazione con il Cinema Italia in questo spettacolo a cielo aperto. Luogo ideale anche per i centri estivi realizzati da Sportivamente Belluno. Per noi questo è un luogo spettacolare perché comunque gli spazi sono ampi, c'è anche un parco giochi adatto a tutte le età. So di per certo che è ripartito anche dando la possibilità comunque ai bellunesi di venire qua, rilassarsi, fare una passeggiata lungo il Piave. So anche che ci sono dei sabati dove c'è il cinema all'aperto, quindi penso che questo sia comunque una buona occasione di ritrovo sia per i giovani sia anche per le persone di tutte le età. Certo, Belluno resta città d'arte all'ombra delle Dolomiti, uno scrigno da visitare, il messaggio del comune in tutta sicurezza. La copertura vaccinale sia nel comune di Belluno che in tutto il territorio provinciale è comunque buona e ci aspettiamo che questo insomma possa essere anche un elemento in più di sicurezza anche per tutti i visitatori che vengono a trovarci. Siamo arrivati al termine, vi ricordo questa sera in prima serata la nostra trasmissione Ring, gli ospiti Mario Conte, sindaco di Treviso, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, Enoch Soranzo di Fratelli d'Italia e Pietro Bean del Partito Democratico. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in aumento, avremo dunque una maggiore stabilizzazione del tempo e caldo di nuovo intenso. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 20 luglio. Sul Veneto sarà una giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno o al massimo velato. Da segnalare solamente qualche addensamento nel corso del pomeriggio sui settori montuosi dove non si escludono anche dei veloci acquazzoni. Temperature in aumento, minime comprese tra 18 e 24 gradi, valori massimi compresi invece tra i 27 e i 34 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove anche qui sarà soleggiato dappertutto. Col passare delle ore però saranno possibili dei piovaschi in montagna. Temperature minime tra 18 e 22 gradi, massime oscillanti invece tra i 29 e i 31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui ci sarà il sole dappertutto, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Temperature minime intorno ai 18 gradi, massime infine sui 30-32 gradi.
Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.